circo. E dai, ancora, che cazzo è questo? Da dove viene? Bratislava. Ecco. Animale difficilissimo del circo di Bratislava. La tigre siberiana. Piacere, bel piacere! Dai! Sì, svegliate se ancora dormendo, Prendo paura, leone, davvero così malato. Ti faccio un gioco, perché al circo c'è sempre il male. Cosa c'è dentro il sacchetto? Cosa c'è? Forte, non sento. Forte! Urla! Quanti anni hai? Che numero di scarpe hai? Volevo conoscerti fino in fondo. Ok, non c'è niente, guarda, come ti chiami, non mi ricordo più. Te l'ho già... Bruno. Come l'orso? Ah, lui è proprio l'orso. Guarda, Bruno, guarda. Prendo il fazzoletto rosso, lo metto nel sacchettino, dentro nel mare non ho niente, Prendo il fazzolettino blu, lo metto nel sacchettino, colpo di magia, il fazzolettino blu è diventato rosso, è diventato blu. Lo rifaccio anche per i carabinieri. No, perché la vecchietta ha fatto 211 al posto 112, sono arrivati i carabinieri su marcia. Fazzolettino rosso all'interno del sacchettino, fazzolettino blu all'interno del sacchettino, colpo di magia, il fazzolettino blu è diventato rosso, il fazzolettino rosso è diventato blu. Signori, grandissimo, bene, arriviamo dunque, ok, Bratislava, può essere anche che Bratislava non ci sia, può succedere che qualche animale stia anche male, però da Buenos Aires, signore, abbiamo niente po' di meno che il Circo Internacional de Buenos Aires! No, ancora! Ancora, chi è? Buonasera, sono l'uomo del circo di Buenos Aires, di Frisco. Anche il Circo di Buenos Aires ha la diarrea! Hanno mangiato la tripas E vedo la trippa qua, la trippa qui. Animale difficile del circo di Buenos Aires. Il levriero afghano. E voglio bene, ma... È un fenomeno! Personaggio difficile del circo Se vuoi lo serve ancora, con la diarrea? di Pordenone. Oh! Vediamo, vediamo, vediamo. Luca Celli. Ah, va, Buenos Aires, Circo Internazionale, grande evento. Ad esempio, noi nel circo, stai attento, quando uno entra nel circo, noi siamo abituati a Buenos Aires, entri, cosa fai? Compri i popcorn. La macchina del popcorn. Animali particolari, del circo di Buenos Aires. Uno in particolare, muy difficile. Quale? Muy difficile. Cos'è muy difficile? Dialetto delle Pampa. Difficile. I serpenti assonanti. Altri animali difficili del circo di Buenos Aires? No, ora un personaggio del circo del Buenos Aires. Oh, finalmente facciamo un bel personaggio, qualcuno di... che la gente poi rimane colpita. Sì, forse. Eccolo. Berlusconi è innocente! Belen è vergine! L'Inter vincerà la Champions League! L'illusionista. Parliamo
rischiando di non ammazzare nessuno. Era il lanciatore di coltelli. Lei che fa con il lanciatore di coltelli? Non esiste. Sostituisco. Ho capito, se prendiamo uno del pubblico lo facciamo tirare con una trottola e lei tira i coltelli. Con quella parte lì tira i coltelli. Lei si sbaglia, sostituisco.